Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. In apertura al territorio sono 2 maschietti, i primi nati nel nuovo reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Udine. Oggi la struttura è stata visitata dall'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. Sono Mamadou, senegalese venuto al mondo ieri, e Lorenzo, italiano, venuto alla luce durante la notte, i primi nati del nuovo reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Udine. Inaugurato 2 settimane fa, ieri si è completato il trasloco dal padiglione 6 al 7 della nuova struttura, un reparto innovativo che consente alle mamme di stare vicine ai piccoli e di avere il massimo della sicurezza. Dopo 26 anni questo Dipartimento per la Vita assume piena realtà, abbiamo cominciato a vedere i primi parti, è una organizzazione adeguata che consentirà di aumentare i livelli di sicurezza sia dei professionisti ma soprattutto delle mamme, consentendo un lavoro che sicuramente era garantito, ma con un'organizzazione di questo genere si fa un grande passo in avanti in una materia molto delicata e molto importante. Costato 7,6 milioni di euro, il reparto, interfacciato con la neonatologia, può contare su 20 medici specialisti in ostetricia e ginecologia, 35 medici in formazione, 47 ostetriche, 29 infermiere e 21 persone a supporto, oltre a spazi raddoppiati, nuove aree ambulatoriali e sale operatorie. Un altro tassello verso l'ammodernamento di tutto il Santa Maria della Misericordia. L'ospedale sicuramente ha bisogno di interventi di riqualificazione, è un lavoro che si sta facendo, si sta proseguendo, siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato e vedere negli occhi e nei sorrisi dei professionisti la soddisfazione, alla fine pensi di aver fatto un buon lavoro. Voltiamo pagina, aumentano gli arrivi dalla rotta balcanica e i centri di accoglienza lanciano l'allarme. Sempre più migranti dormono all'addiaccio. Si punta il dito contro l'illegalità di respingimenti. C'è stato un aumento di circa il 50% rispetto all'anno scorso, c'è stata una situazione di difficoltà come in tutta la regione, ma la difficoltà principale non è l'aumento, i numeri sono comunque ancora contenuti, ma è stata la incapacità istituzionale di intervenire. La rete di accoglienza e solidarietà internazionale del Friuli Venezia Giulia lancia l'allarme per segnalare la gravissima situazione in cui versano centinaia di migranti giunti in regione della rotta balcanica, lasciati all'addiaccio nel freddo dell'inverno, affidati esclusivamente agli interventi del volontariato di strada. Oggi la conferenza stampa al centro Balducci, là dove Don Pierluigi Di Piazza aveva lasciato il segno dell'amore e dell'accoglienza, luogo simbolo della solidarietà. Un messaggio ventennale portato avanti da chi vuole continuare l'opera del suo fondatore per dire no alle guerre strumentali, alle violenze e respingimenti al confine tra Italia e Slovenia, definite illegali, perché, viene ricordato, i migranti non sono merce né numeri, ma persone. I respingimenti, come dice già la parola, sono illegali per almeno 3 ragioni. La prima è che l'accordo di riammissione cosiddetto tra Italia e Slovenia del 96 non è mai stato ratificato dal Parlamento. La seconda è che ogni provvedimento della pubblica amministrazione appunto deve essere un provvedimento, quindi una decisione scritta, motivata e notificata alle persone. Le riammissioni sono invece informali, cioè alle persone non viene rilasciato nulla. E infine la terza, la più clamorosa dei motivi, è che di fatto le riammissioni sono state applicate sempre nel 2020 ai richiedenti asilo, cioè esattamente a quella categoria per la quale è tassativamente proibita la riammissione. Ed ora la cronaca con diversi incidenti accaduti nelle ultime ore in regione. È stata una notte movimentata quella appena trascorsa sulle strade della nostra regione. Il bilancio finale di 2 persone trasportate all'ospedale di Udine e 3 al Cattinara di Trieste. A Moimaco un uomo è rimasto ferito in seguito alla caduta accidentale in un fossato nei pressi di un cantiere dove era finito con la propria auto. È stato trasportato al Santa Maria della Misericordia. Intorno a 00:30, a Reana del Roiale, una persona ha perso il controllo della propria auto, pare dopo l'impatto con un animale selvatico sbucato all'improvviso sulla carreggiata. L'automobilista è stato trasportato all'ospedale di Udine. In città, sempre questa notte, in via Tullio, un'auto è finita a gomme all'aria, ma la persona che la guidava ha rifiutato il ricovero in ospedale. Infine, 3 feriti a Trieste in 2 diversi incidenti. Lungo la strada nuova per Opicina, un 40enne e il passeggero che era con lui sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara dopo che la vettura su cui viaggiavano si è schiantata contro
contro un albero. Non hanno riportato ferite gravi. Sempre a Cattinara è stata trasportata anche la persona rimasta ferita in maniera non grave nello scontro in città tra un'auto e uno scooter. Nuovo capitolo sulla vicenda Marina Nova Monfalcone. La società Green Coop, dopo il verdetto sfavorevole al TAR, ricorre al Consiglio di Stato. Riqualificazione del sito dunque ancora in stand-by. Green Coop ricorre al Consiglio di Stato. Nuovo capitolo dunque sulla questione Marina Nova dopo che nei giorni scorsi il TAR si era espresso con un giudizio favorevole per il comune di Monfalcone sull'avvertenza aperta dalla società cooperativa che chiedeva l'annullamento dell'aggiudicazione del bando sull'area balneare a favore della società Marina di Monfalcone. Il nuovo passo sul fronte legale che Green Coop intende compiere mette così in stand-by il futuro di Marina Nova, su cui l'azienda vincitrice del bando stesso investirebbe circa 700.000 euro per la riqualificazione del sito e la realizzazione di nuove strutture di ristoro. Ma si dovrà attendere a questo punto la pronunciazione del Consiglio di Stato prima di dare il via a qualsiasi forma di intervento. L'avvocato Cristina Pozzi, dello studio Antonelli di Forlì, rappresenta le ragioni di Green Coop e spiega: presenteremo ricorso al Consiglio di Stato perché riteniamo che nella sua sentenza il TAR non abbia correttamente valutato i nostri rilievi. È stato preferito un progetto che prevede un utilizzo dell'area a nostro parere non conforme alle norme urbanistiche vigenti. Il comune può preferire il progetto che ritiene migliore, però la discrezionalità non è senza confini. Green Coop è inoltre una realtà solida che opera nel settore da anni e dà tutte le garanzie del caso. Presentato a Pordenone il calendario storico 2023 della Guardia di Finanza che si è ispirato alla lotta alla contraffazione e alla tutela del Made in Italy. Nel 2022 le Fiamme Gialle della Destra Tagliamento hanno sequestrato 3.700 prodotti e oscurato 4 siti internet. Lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy è da questi due pilastri che in collaborazione con lo stilista Giorgio Armani si è ispirata alla realizzazione del calendario storico 2023 della Guardia di Finanza, un'attività di monitoraggio e di repressione costante da parte delle Fiamme Gialle di Pordenone che nell'anno che si sta per concludere ha dato risultati importanti. La Guardia di Finanza è attore protagonista, la normativa ce lo riconosce ed è il primo interprete di quelle che sono le normative a tutela di questo settore. Capacità di poter fare indagini sotto copertura, consegne controllate, uno sviluppo investigativo tale da poter contare anche su una solida rete transnazionale di relazioni con tutti i nostri omologhi che ci permette di arrivare a disarticolare le filiere di produzione della merce contraffatta. Il Comando Provinciale di Pordenone in questo senso è stato attore protagonista anche per il 2022 della lotta alla contraffazione. Abbiamo sequestrato 3.600.000 pezzi fra prodotti contraffatti e prodotti non sicuri, denunciando alla Procura della Repubblica 13 persone. Abbiamo elevato anche diversi verbali nei confronti di venditori di merci non sicure e continuiamo nel monitoraggio della rete. Siamo riusciti a ottenere il sequestro di 4 siti internet che proponevano prodotti di abbigliamento, calzature ed accessori vari, spacciando i loro articoli come repliche, ma che in realtà erano prodotti contraffatti al 100%. Grazie al sequestro del siti e al loro oscuramento è cessata l'attività di offerta al pubblico di questo materiale. Continuiamo nel monitoraggio, continueremo ad essere presenti nelle piazze e nei mercati per garantire il presidio di legalità che le nostre imprese sane pretendono ed hanno il diritto di avere. Il Natale sul territorio, tra i tanti mercatini di Natale organizzati in questo periodo in Friuli c'è quello di Colloredo di Monte Albano. Nella Corte del Castello sono protagonisti sapori e artigianato del territorio. Questo fine settimana il Castello di Colloredo di Monte Albano apre le sue porte ad artisti, artigiani e produttori locali per il mercatino di Natale. La Corte del Maniero accoglie gli ospiti tra stand e bancarelle anche all'insegna della solidarietà. Da ieri pomeriggio e fino a questa sera c'è la possibilità di fare acquisti per festività, di degustare prodotti del territorio e non solo. Ad arricchire la proposta ci sono visite guidate al castello, un punto ristoro della Proloco di Colloredo di Monte Albano, workshop di cucina, degustazioni, musica e laboratori a tema pensati sia per gli adulti che per i bambini, con l'aggiunta dello splendido panorama del quale si può godere dal castello. L'iniziativa, pensata come occasione per scoprire i sapori del territorio, l'artigianato locale e quindi per promuovere le eccellenze del Natale in Friuli Venezia Giulia, è stata organizzata dalla Proloco Colloredo di Monte Albano e Alveare Udine in collaborazione con il Buddy Market, la comunità collinare del Friuli e Io Sono Friuli Venezia Giulia. Fino alle 19:30 sarà possibile dedicarsi allo shopping natalizio facendo un dono a se stessi, ai propri cari e nel contempo aiutando anche gli altri. E Pordenone ha accolto nel miglior modo possibile l'arrivo della Fiamma, iconico simbolo di pace e dei valori sportivi della 16ª edizione Sport Invernali su neve e ghiaccio di EIOF 2023 FVG.
In un sabato pomeriggio, in piena atmosfera natalizia, il Tour della Torcia, metafora dei valori olimpici e simbolo di quella capacità di riunire nel nome dello sport persone di differenti nazioni, culture, lingue e tradizioni, è stato accompagnato nel centro cittadino dalla folla che ha riempito Piazza 20 Settembre e le vie dello shopping. Sentiamo il sindaco Ciriani, il presidente del comitato organizzatore Maurizio Dunoffer e l'assessore Walter De Bartoli. È sempre una grandissima festa, soprattutto legata ai giovani, quindi è un invito ai ragazzi a fare sport perché si possono ottenere grandi risultati, ma indipendentemente dal talento e dalle capacità, lo sport è sempre una grande fonte di aggregazione, di amicizia e dello stare insieme. In questo caso si unisce anche un altro elemento, la promozione della nostra regione, un po' meno di Pordenone direttamente, ma sicuramente il nostro polo sciistico del Piancavallo. Noi lo sfrutteremo per mettere in vetrina, grazie agli strumenti messi a disposizione della regione, per promuoverci un pochettino, per consentire magari una stagione più bella di portare i turisti in città. Quando portiamo i valori olimpici e la fiaccola olimpica veramente ha un significato molto importante, vedo molta gente, vedo tanti giovani, vedo tanti nostri sci club e questo fa molto piacere perché così cominciano a capire cosa è EIO 2023 e cosa sono i valori olimpici e il bene per il nostro sport. Lo sport è eccezionalmente importante per i giovani perché aggregano e in questa occasione dell'EIO c'è proprio questa, si consolida questa pratica. In buona sostanza 47 paesi con 2.700 ragazzi arriveranno in Friuli Venezia Giulia, in modo particolare anche a Pordenone, in questa grande emozionante kermesse che sono le Universiadi del Ghiaccio. In chiusura lo sport, seconda sconfitta consecutiva in amichevole per l'Udinese di Sotil che ieri sera al Friuli è stata battuta per 0-1 dai baschi dell'Athletic Bilbao. Udinese sottotono nel primo tempo, più pericolosa nella ripresa. Ad avere la meglio sono stati però gli ospiti che si sono aggiudicati il match grazie alla rete di Inaki Williams a 4 minuti dalla fine. E in Lega Pro pareggio per il Pordenone in casa dell'Albino Leffe nell'ultima giornata del girone di andata è finita 1-1 con i ramarri raggiunti al 92esimo. Grande l'amarezza espressa da mister Di Carlo. Rammarico, amarezza perché una partita contro una squadra che comunque in casa abbiamo visto che è molto fisica, di corsa, contro l'Albino Leffe l'abbiamo impostata. Nel primo tempo siamo stati magari non troppo veloci, nonostante questo abbiamo avuto due grandi occasioni da gol, una a Candellone e una con Deli. Nel secondo tempo abbiamo provato a metterci un po' più di rapidità e velocità, mettendo il pallone per tre quarti, abbiamo iniziato molto bene, abbiamo avuto lì altre 2 o 3 situazioni per fare gol. È chiaro che la partita poi nel momento in cui vai in vantaggio così in questo modo devi cercare di raddoppiare, devi cercare di fare il secondo gol perché sennò poi può succedere che la beffa finale come è successo magari nel 92esimo, 3 deviazioni, un colpo di tacco, 3 di noi che non prendono la palla, questo fa parte del calcio, quindi dispiace per la squadra, dispiace per i nostri tifosi, ma questo pareggio ci lascia un po' l'amaro in bocca perché questa è una partita da portare a casa per le caratteristiche che abbiamo noi, perché se vogliamo cercare di arrivare a fare un campionato diverso bisogna portare a casa queste partite, quindi bisogna lavorare e correggere qualche cosa. Questa edizione del telegiornale termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.